Se guardiamo l'invecchiamento, che è un dato oggettivo, le province messe peggio sono la provincia di Rovigo e la provincia di Belluno, dove abbiamo più anziani. Dopo Rovigo e Belluno arriva subito Venezia. Rispetto alle case di riposo abbiamo avuto un aumento esponenziale, diciamo, delle rette, ancora di più rispetto alle altre province, e anche qui c'è una carenza di posti letto, quindi il bisogno, diciamo, di assistenza è abbastanza elevato. In provincia di Venezia ci sono infatti 73.000 ultraottantenni, circa il 9% della popolazione. Di questi oltre 29.000 non autosufficienti. Lo rivelano i dati diffusi dallo CGIL, che ha lanciato mobilitazioni in tutta Italia per chiedere specifiche misure di tutela. Chiediamo da subito che venga fatta una legge regionale, ad esempio, sul riconoscimento dei caregiver, quindi dei familiari che curano i propri familiari non autosufficienti, ma anche altre disposizioni legate alle assistenti familiari, le cosiddette badanti. Chiediamo anche più posti letto nelle case di riposo, perché oggi il fabbisogno, diciamo, è molto più elevato. Ci sono circa 3.000 persone che stanno aspettando di entrare. Chiediamo anche che vengano calmierati i prezzi delle rette, che negli ultimi 3 anni sono aumentati in maniera esponenziale, ma anche che le rette vengano commisurate alla situazione, diciamo, di gravità della persona che entra nelle case di riposo. Da una parte, dunque, per la nostra regione serve una riforma del sistema delle RSA, dall'altra invece, sostiene Biancardi, potenziare la rete dell'assistenza domiciliare. I numeri però sono destinati a salire nei prossimi anni. Ne abbiamo visto che aumenterà sia la popolazione anziana ma anche non autosufficiente circa del 12%. Pensiamo che da qui al 2030 non manca tanto, sono solo 4 anni, quindi è una proiezione che è già di per sé allarmante vista la situazione, soprattutto per il fatto che ad oggi, se guardiamo la Regione Veneto, non ha dato delle risposte diciamo lungimiranti.